Si capisce? L'era Sì. anni fa. Allora siamo qua col signor, come si chiama? Pietro Fornasier, e l'ha appena compì 106 anni. Sì, è il 6 ottobre. È il 6 ottobre. Bene. E allora mi conte come si sente, lo cosa che pare, di essere arrivato a questo traguardo dove chi arriva molto in pochi. Sempre passare il periodo abbastanza bene. Sì. Questo tempo qua. Ma come io che te l'ha fatta arrivare fin qua, secondo te? Vabbè. Ma Fortuna sempre bene, sono arrivato fino a qua, sono sempre sta bene, insomma. La sempre sta bene. Non l'ha visto tanti dottori in vita sua allora. Ma neanche un. Dai, da se ti ha visto dottori in vita tua? No. Pochi. No, pochi era. Dopo la guerra. E come si regolano sul mangiare, per esempio, mangialo Sì. regolare? Sempre regolare, è bene anche. Ebbene, per esempio, cos'è il suo piatto preferito? Il piatto preferito? La pasta. La pasta asciutta. Pasta asciutta? O anche Carne di pollo, vero? anche altri. E carni bianche? Carni di pollo? Carni Sì, bianche? sì. Ma un bicchiere di vino rosso lo beve ogni tanto? Sì, no. Un bicchiere di vino, no? Dolce. Bianco e dolce. Ah, Vino, usi tu vino, la vita? No, perché mi fa male. Fa male il vino. Però se lo beve dolce. Beh, qualche mezzo bicchiere qualche volta quando mi riporta qua i miei nipoti, ma poche volte. Ma dolce anche? Dolce sì, dolce. E bianco, che piace bianco? Bianco, vero? Bianco? Sì, bianco. Bianco. E il suo ricordo più in là, cos'è che si ricorda lui quando che era boccia qua? Ero come qua a Pieve, Barbisano? Sì. Era il tempo della crisi, ma insomma siamo sempre andati bene, abbastanza bene. Sì. È venuto il periodo sotto la Naia, che dopo sono andato in Africa a fare la guerra dell'Africa. Sono in casa e sono in casa dopo, ho sempre continuato normale la vita. Ma dire quanto che sei stato in Africa prigioniero, dire quanti anni? Prigioniero di inglesi? 11 anni ho fatto sotto la Naia. Complessivi, Però nella guerra, del 42 fino al 46, sono nel 46, al 1 settembre del 46, della guerra tra prigioniero e tra guerra e prigioniero. 2 anni le prigioniere. 3 anni. Gli inglesi, sì. Tra Tunisia e la E ti Libia. spiega anche un po' i passaggi che l'ha fatto, perché lui era al Cairo. Gli è intervenuto, è stato per portare prigioniero a Bengasi. E dopo spiegati bene dove te era la prima volta prigioniero e dopo a Tripoli. Bengasi e dopo su al Cairo. Per l'intervento della Croce Rossa. Al Cairo, sono stati qua, là sono stati proprio trattati da prigionieri, perché la Corte italiana è intervenuta perché si moriva quasi tutti dalla fame e dalla sete. E qua a casa cosa che lavoro lo fallo in terza vita? Qua stavo lavorando, gli ultimi 8 anni ho fatto in fabbrica della battisteria. Mobili. Lavori in Prima Vimini. Dopo per l'invalidità è stato assunto dalla Battistella. Dalla Battistella. Perché sai che ogni tot operaio è un invalido. Ho capito, e lui era invalido. L'ha fatto 8 anni. Ma mi dice il segreto per arrivare alla sua età e fare manco e sposarsi? Il segreto per arrivare alla tua età è perché non ti sei sposato? No, non c'entra niente. No? No, non c'entra niente. Fortuna. È la Costituzione delle persone. Le proprie Costituzione. Ma qualche morosa l'ha avuta? Sì, diverse, tanto che mi hanno domandato, ma dopo quando sono venuto all'Africa, o sposarmi o restare così. E mi hanno detto, ho scelto di stare così senza sposarmi. Bravo. La scelta, insomma. La fa bene. Ecco, perché... L'ha fatto 3 mesi, appena arriva a casa, l'ha fatto 3 mesi in ospedale a Padova perché gli era per morto, perché era bloccato e poi dormire sempre sulla sabbia. Ciao. L'ha fatto 3 anni brutti.
quando che l'ha superato la fase critica e l'ha guarito i dolori, non ha più avuto nessun problema. Sì, Adesso sì. comincia a sentire qualche dolorino. E sto virus qua cosa pensi? Hanno paura del virus? Niente, perché sono qua e sono sicuro che stando qua in casa non vengono qua. Tra l'altro l'ha passata già la prima pandemia del 18. Ah, è così, che la Perché spagnola. Sì, che l'ha persa la sorella, il papà e però. 2 fratelli ben toccati, un leggero ma uno abbastanza. Durante la spagnola, che le sta. Lui è il profugo e anche A sequenza. reduce la spagnola. Quindi secondo lui la cura è quella di stare a casa? Sì? Papà non ci parlo. Sì. Che bravo. Così allora, e dopo cosa posso contarmi del bello? Te dimmi, domande quanto arrivati il latte e così via, se non hai mai mangiato. Ah no, I bene. derivati del latte. Tu non mangi roba del latte? No, niente, latte, burro, formaggio, neanche sentire l'odore per me fa male. Ah, lei è allergico? Sì. Però non lo sopporta, e quindi questo è uno dei motivi per cui arriva all'età. Sì, Perché niente grassi. Niente grazie. Sì, quindi alimentazione povera di frutta e verdura e carne bianchi e quindi e pasta. E cosa che pare del mondo come ero cambiata quando lui era giovane, lei ho cambiato tanto secondo lui? Diverso, ma molto, che non è neanche da pensare dai miei tempi al tempo del giorno d'oggi. Ero meglio allora? No, adesso è già meglio, no, la crisi. Ma sempre dice che è meglio. Perché diceva a tutti che l'era meglio quando che si stia a pedo, ma non è vero allora? No. Si sta meglio adesso? Sì. Adesso bisogna tante malattie, lo sviluppo è forte, l'intelligenza è tanta, però una volta è meglio del giorno d'oggi. Vero? Sì. Bene, bravo. Non farebbe più la guerra forse, perché se lei su obbedienza si malata, ma come si fa? Giovani di 20 anni andare a coparsi sì, sì. L'ho ripetuto un po' di poche volte negli ultimi anni, perché la vita ma non ha senso proprio. E durante la guerra del Piave si ricorda qualcosa? No, perché lui era in Africa. Ah, lei era in Africa? In Africa, no, la prima guerra aveva un anno e mezzo, la prima guerra. Bravo, 14. Lei 14, bravo, sì, difatti. Però è stata appunto segnata dal periodo, proviamo ad andare via profughi a sé qua in Friuli, quando che ne sta la battaglia qua. E quelli a parlare con spagnolo, insomma, non quando... Sì, con spagnolo. Non aveva neanche conosciuto suo papà. No, non l'ha conosciuto, neanche il nostro papà non l'ha conosciuto. Quanti fratelli eresi allora? Noi c'erano 10 fratelli, 10 4 sorelle e 6 fratelli. Però il papà e la mamma, il papà era il contadino, allora era il contadino? Sì, per il postino. Il postino. Qua a Pieve. Aveva diverse terre e lavorava la terra. Qua a Pieve il postino. È stato il primo postino nel comune di Pieve. Questa è una bella. Perché è qua l'unica foto che ha ricavata è una foto di gruppo. Che bella, che fai subito sta qua. Questo è il suo papà, che non ha neanche conosciuto. Vabbè, aspetta che